Siamo incazzati da Sammy Varin, ben ritrovati sulle onde di RPL, Radio Padania Libera, musica indipendente anche quest'oggi, martedì dalle 13:10 alle 14, ma anche il sabato sera dopo le 20:30, il settimanale collegamento con il nostro territorio, con le buone vibrazioni della musica territoriale. E attenzione, la musica è importante ora più che mai perché ci rintaniamo nella nostra musica, ci rintaniamo su Radio Padania, ci rintaniamo all'interno della Lega Nord, con la Lega Nord, con Matteo Salvini, per protestare aspramente per tutto ciò che succede intorno a noi, e non c'è neanche bisogno di dirvi di cosa sto parlando. Nella musica indipendente di quest'oggi, due artisti bravissimi, o meglio due gruppi bravissimi, assolutamente territoriali, il primo dei quali sta avendo un grandissimo successo ormai da più di 10 anni. Oggi su Radio Padania Libera il gruppo dei Sulutumana. Dove tutto sembrava finito.
Si chiamano Sulutumana, signori. Da più di 10 anni girano il territorio, soprattutto quello lombardo, soprattutto quello a ridosso tra le province di Como, di Lecco e di Milano. I Sulutumana io li conobbi tanti e tanti anni or sono in occasione della rievocazione del Lucio Battisti a 2 passi naturalmente da Lecco, nella città dove ha vissuto tanti anni, e poi da lì un CD dietro l'altro, un successo dietro l'altro, fino ad arrivare a quest'ultimo album che si chiama Dove tutto ricomincerà e che sta andando letteralmente a ruba laddove si può trovare, perché questa è musica indipendente, musica a chilometro zero, non facile da trovare nei negozi e spesso e volentieri bisogna prenotarla. Allora, se la prenoti dopo 2 giorni, se sei fortunato, la trovi. Beh, vi do la bella notizia: il CD dei Sulutumana, Dove tutto ricomincerà, uscito da pochissimi mesi, è da qualche giorno negli studi di Radio Padania Libera. C'è la possibilità quindi di venirvelo a beccare direttamente qui a Milano in via Bellerio, e ci sarà la possibilità di trovarlo anche nelle numerose feste della Lega e di Radio Padania che ci saranno nelle prossime settimane e nei prossimi mesi. Ma attenzione, non soltanto questo CD dei Sulutumana è presente qui a Radio Padania, ma anche alcune chicche particolarissime che i Sulutumana hanno inventato per parlare con i vostri bambini nel linguaggio che piace tanto ai bambini, linguaggio, attenzione, non soltanto linguistico ma anche musicale. E anche questi CD, signori, abbiamo la possibilità di recuperarli e di farveli avere. Certo che a parlarvene meglio forse è colui che ha partecipato e partecipa in primissimo piano a questo progetto e a questi progetti. Sto parlando del Giambattista Galli. Ciao Giambattista! Ciao Sammy, buongiorno a tutti. Buongiorno, sempre in giro prima di tutto. Io ho sbirciato sul vostro sito, quello dei Sulutumana, e ho visto che non state fermi un attimo. Allora, l'ultimissimo concerto che avete fatto pochi giorni fa, dove eravate? Dunque abbiamo aperto il 2015 a Cantù, al Teatro San Teodoro, sabato sera, con un sold out e con un successo davvero incredibile. Stiamo ancora smaltendo l'adrenalina. E soprattutto anche emotivo, un successo anche emotivo, cioè che mi piace della vostra musica e di questo CD, che fa pensare, ma così tanto che a volte ci scappa anche la lacrimuccia, cioè negli articoli che vi hanno pubblicati, che trovate anche sulla pagina Facebook di Sulutumana, si parla proprio anche di emotività, di lacrime all'interno della vostra musica. Beh, infatti noi spesso chiediamo scusa al pubblico e diciamo purtroppo noi facciamo piangere e quindi Guarda che è una cosa bellissima, è una cosa bellissima. Però il pubblico ne ha bisogno, probabilmente se ne ha bisogno di toccare le corde dell'emozione in un certo modo, e quindi, come succede anche a me, non lo nascondo, quando un film, un'opera d'arte mi colpisce particolarmente, non lesino la lacrima che viene giù da sola, la commozione, insomma, ci vuole dei sentimenti. Ci vuole assolutamente, soprattutto di questi tempi, con queste notizie orribili che arrivano dall'Italia e dal resto del mondo, e soffermarsi sul particolare, sulle storie che raccontate, storie semplici, facili, alla portata di tutti, fa bene alla salute. Per quello che dicevo all'inizio di questa puntata di Musica Indipendente, chiudiamoci un attimo nella musica, mandiamo veramente a quel paese tutto il resto, solo cose brutte, e chiudiamoci nella musica, perché psicologicamente davvero fa bene. La musica dei Sulutumana fa bene a tutte le età, ed è quello che stavo raccontando ai nostri ascoltatori. Parallelamente a questo nuovissimo CD intitolato Dove tutto ricomincerà, e che porterò, forse tu ancora non lo sai, lo porterò in Piazza del Popolo a Roma. Cioè il 28 di febbraio noi avremo una grande manifestazione
in quel di Roma. Bene, ci sarà il banchetto di Radio Padania, benissimo, sul banchetto di Radio Padania ci saranno i CD dei Sulu Tumana, questo ti mancava. Questo è proprio veramente questo è un approdo inaspettato, quindi siamo molto felici. Diciamo che è tutto meritato, perché le storie che raccontate sono storie che accadono nei paesini della Brianza o giù di lì, ma sono storie che si adattano assolutamente a tutto il resto d'Italia, a chiunque ami il proprio territorio, a chiunque ancora si soffermi a guardare, a parlare al nostro territorio e al nostro cuore, a chi preferisce ancora parlare in italiano o ancora meglio in dialetto piuttosto che buttarsi nell'inglese, nel francese o nel cinese, come purtroppo quotidianamente in tanti sono obbligati a fare per campare, perché altrimenti non si riesce più a lavorare. Voi avete scelto di parlare ancora la lingua franca, l'italiano, ma non sempre, perché in alcuni vostri CD c'è anche il dialetto. Io ad esempio ti stavo dicendo di musica per i bambini, che poi non è vero, perché questo CD che ho in mano, Il Lago di Como, riporta canzoni bellissime, ma non soltanto per i bambini, cioè ci sono pezzi stupendi, e quello che ti mando in onda tra poco è bellissimo, Uomo di Neve, che è veramente, cioè, altro che lacrimuccia che scende. Senti, mi dici due cose su questi progetti, perché davvero mi è stato molto richiesto questo CD in modo particolare, Il Lago di Como, perché contiene canzoni stupende. Come mai avete deciso di fare musica che parlasse in particolare ai nostri bimbi? Ma abbiamo da un'esperienza di davvero tanti anni bellissimi e tosti con i laboratori di teatro e di musica per i bambini, e quindi il nostro riferimento ai bambini della scuola primaria, quella che una volta si chiamava elementare, adesso si deve chiamare primaria, è stato un rapporto quotidiano con loro, e noi tutti gli anni ci siamo inventati, insieme con Giuseppe Aducci, per quanto riguarda la parte teatrale, ci siamo inventati dei laboratori di musica, e quindi questo tipo di approccio. Quindi noi andavamo lì a fare i laboratori in queste scuole, ci andiamo tuttora, adesso un po' meno, perché o si lavora di notte o si lavora di mattina. È vero. E quindi, però tanti anni, tanti dischi, tante canzoni, tant'è vero che noi siamo addivenuti, come dire, ad una conclusione, che non esiste in sé per sé una linea di demarcazione che tracci la separazione tra canzoni per bambini e canzoni per adulti. Tant'è vero che nei concerti spesso gli adulti chiedono le canzoni per bambini. Tant'è vero che Il Lago di Como, nostro malgrado, e nonostante noi l'amiamo tantissimo, è diventata la nostra hit, è diventata, per così dire, il pezzo che ci ha resi in assoluto più famosi. È chiaro, noi avremmo voluto un pezzo rock alla Pink Floyd, e invece ci è toccato Il Lago di Como. Insomma, questa la dice lunga sull'impatto che ha anche questo nostro versante. E questa la dice lunga sulla voglia di musica che ha la gente, non cerca il pezzo rock o fighettino cantato tutto in modo particolare, cerca un pezzo che parli davvero delle emozioni che la nostra terra dà. Signori, questo è uno dei tanti CD dei Sulu Tumana, si chiama Il Lago di Como. Anche questo CD sarà in distribuzione, è in distribuzione qui negli studi di Milano di Via Bellerio, sarà in distribuzione a Roma in Piazza del Popolo sabato 28 febbraio, ma anche nei tanti appuntamenti dove c'è lo staff di Radio Padania. Vi posso già dire, questo sabato 24 saremo a 1800 metri con Roberto Maroni sul Monte Pora, siamo nella Bergamasca. Domenica 8 febbraio saremo a Milano, 220 persone al pranzo al ristorante El Galette, che potete ancora prenotare, e via via ogni raduno che la Lega farà, ogni pranzo o cena che Radio Padania organizzerà a sostegno della nostra emittente, potrete avere l'occasione di recuperare i CD dei Sulu Tumana, che chiaramente, se siete internetari, potete scaricare legalmente da tutti gli store digitali, o
se andate nei negozi di CD potete ordinare senza problemi, ma è chiaro, se li acquistate direttamente con Radio Padania date anche una mano alla nostra emittente e a tutta la redazione. Senti, a proposito di Sulutumana, ho sbirciato sul sito le date, ce n'è qualcuna in modo particolare che vuoi menzionare o vado io a caso? Ma vai tu a caso, noi adesso stiamo organizzando un radio tour che ci porti anche, che ci faccia sconfinare dal territorio e ci porti in giro per tutto lo stivale. E poi sì, puoi dire tu, perché io in realtà non mi ricordo, non avendo sotto mano. Le dico io, no, Radio Tour ci sta, anche perché, come dicevo prima, la vostra musica è ormai a livello nazionale, i vostri concetti, le vostre sensazioni escono dal vostro territorio per spalmarsi veramente in tutta Italia. Dimmi. Faccio mie le parole dell'amico Andrea Vitali, con il quale collaboriamo sempre con grande piacere, che cita sempre un altro scrittore di cui non ricordo il nome purtroppo, ma comunque parla di ciò che sai per parlare al mondo intero, e questa secondo me è una massima interessantissima e vera, ovviamente. Bello, però loro partono comunque dalla zona di Canzo, Erba, Triangolo Lariano. E in effetti soprattutto nel Triangolo Lariano fanno base. Allora io ho un 23 gennaio ad Erba, un 24 a Como, un 27 gennaio ad Albavilla, ma poi via via i Sulutumana girano l'Italia, e a questo punto ci scappa l'invito. Chi ci sta ascoltando e vuole promuove un concerto con il Sulutumana li può tranquillamente cercare su Facebook, Sulutumana.net, oppure sul sito internet. Qual è il vostro sito? Sulutumana.net. Facile. E lì trovate tutti i contatti, le mail, i referenti da contattare, se avete la bontà di volerci. Assolutamente sì. Le orecchie e il cuore della nostra musica. Assolutamente sì, e ve ne dico di più: dalla prossima settimana i Sulutumana saranno il disco della settimana su Radio Padania Libera, per cui potremo aver modo di ascoltare la loro musica ogni giorno alle 7, alle 10:30, alle 13 e alle 18:30, così da svelare tutti gli angoli di questo bravissimo gruppo che a livello nazionale non si è ancora imposto, perché sappiamo bene le radio fanno gnignero, ma si stanno aprendo sempre più, perché quando c'è la qualità le scuse sono decisamente poche. Noi come Radio Padania, come radio territoriale, il minimo che possiamo fare è farvi ascoltare le storie di casa vostra. Giambattista Galli, un grande grazie, buon lavoro, restiamo in contatto. Grazie Sammy, grazie a Radio Padania per farci da apripista, e speriamo che altre emittenti seguano il vostro bell'esempio. Grazie mille, siamo molto felici.
Un'opera d'arte questo Uomo di neve per i Sulutumana, è canzone che si adatta particolarmente alla bella atmosfera di neve che abbiamo in certe zone in questi giorni. Signori, musica indipendente con Sammy Varin dai Sulutumana che vi invito a cercare all'interno delle feste della Lega, all'interno dei pranzi con Radio Padania, il primo domenica 8 febbraio in quelle di Milano, da prenotare, mi raccomando. Beh, dopo i Sulutumana ci stanno bene anche loro. Sono di Milano, diventati famosi per un pezzo intitolato Attaccati al tram, ma adesso ascoltiamo le altre canzoni del loro CD. Si chiamano Toga!
punto di partenza, diciamo, che siano troppo sulle loro famiglie. In realtà dovrebbero, ripeto, reagire, ma ripeto, non tanto proprio perché il futuro è in mano loro e loro devono reagire e fare loro il futuro. Ecco, questo è il discorso, perché non partire da loro. Minimo, li salutiamo, i giovani che ascoltano Radio Padania in questo momento, mi raccomando, Tendur Mai Mula con la musica dei Toga! Si fa cacare la gente che si ammazza per strada dicendo vada poi come vada, giornali sempre pieni di scazzi per rendere famosi miserie e pazzi, o lingua manda noxera savazzi e dite su voi se non sono pazzi. Nessuno ci può giudicare, nemmeno tu, la verità ci fa male, lo so che ho sbagliato una volta e non sbaglio più, la verità ci fa male, lo so, ma è bello pensare che io amo, lo so perché. In ginocchio e che alle spese ci dobbiamo dare un occhio, ma le vacanze vanno fatte comunque, tappati in casa, chiusi accesso dovunque. Mio zio Tommaso se ne va in Romania e lascia a casa mia cugina e mia zia. Max e Concetta sono una coppia aperta, lui va in Slovacchia, lei dai suoi a Caserta. Nessuno ci può giudicare, nemmeno tu, la verità ci fa male, lo so che ho sbagliato una volta e non sbaglio più, la verità ci fa male, lo so, ma è bello pensare che io amo e non so perché. Quest'anno dicono vado in moda in New Mexico, anche se guerra fanno nel Golfo Persico, ma intanto muoiono per una vacanza. E a noi ci pare una ragione un po' stronza. Nessuno ci può giudicare, nemmeno tu, la verità ci fa male, lo so che ho sbagliato una volta e non sbaglio più, la verità ci fa male, lo so, ma è bello pensare che io amo e lo so perché. Nessuno ci può giudicare, i Toga, bel rocchettino, tuttavia pulito, suoni comunque puliti, voce pulita, grazie. Si capisce tutto, qui è anche importante perché troppo spesso quando ci sono band che sfiorano argomentazioni rock, se capisci più una cosa, cioè non si capisce più che cosa dice il cantante, la musica si miscela, le chitarre sono troppo distorte, è un casino. Qui invece avete comunque mantenuto una pulizia. Ma sai, essendo i testi per noi molto, molto importanti, basilari, è chiaro che abbiamo cercato anche
anche io nello scrivere la canzone ho sempre cercato comunque di mantenere una linea vocale che potesse essere sopra le righe, ecco, quindi in questo sono stati per me maestri i cantautori, poi in realtà i cantautori italiani da De André a Gaber, a Rino Gaetano, a Edoardo Bennato, cioè il loro modo di scrivere chiaramente mi ha influenzato e proprio nel metodo per poter far risaltare il testo sopra anche, diciamo, la parte musicale, che è ovviamente fondamentale, perché poi è quella che trascina la musica, è musica, no? Direi quasi musica socratica, cioè c'è l'ironia e la maieutica. Allora l'ironia da una parte per effettivamente cercare di sorridere davanti anche a drammi e far capire con il sorriso, certo. La manieutica proprio serve per farti comprendere dove si sbaglia e se si sbaglia, e magari dare anche un consiglio. E che fatica attraverso una canzone, signori. I Toga ci stanno provando con questo CD Diritto e Castigo. Questa canzone nessuno ci può giudicare, chi affrontava altri temi interessanti. Citiamo, sì, ovviamente è una citazione diretta alla nostra famosa Caterina Caselli, poi in realtà il testo in realtà è solo uno spunto, in storpiato, è completamente diverso nel suo significato, no? Perché poi in realtà nessuno ci può giudicare, perché poi in realtà ognuno può fare quello che gli pare, basta che ognuno resta tranquillamente senza disturbare il prossimo, coltivando il proprio orticello, ma anche, ripeto, andando oltre, facendo quello che gli pare, senza però dare fastidio al prossimo. Questa è la cosa importante. Strumentalizzate, se volete, cari ascoltatori, e Radio Padania tranquillamente di argomentazioni su queste cose ne troviamo quotidianamente, a partire dal problema immigrazione. E qui arriviamo ad Attaccati a Tran, signori. Questa canzone che è stata in promozione per un'intera settimana, ogni mattina ce la siamo sentita, e ha avuto alcune rimostranze. Prima però ce la sentiamo perché qualcuno ancora non la conosce. Attaccati al Tram racconta dell'universo che si può incrociare soprattutto la mattina in certi orari, ma anche la sera dopo certi orari, quando si sale su un tram di Milano. Mamma mia, ragazzi. Signori, sentite qua i Toga! Su trattori di andare non c'è più un italiano, ci sono senegalesi, dicono vucco, e qualche giapponese è figlio di papà. Ci sono slavi trans che fanno le avance e sudamericani che fanno andare le mani. Attaccati al tram, attaccati al tram, attaccati al tram, attaccati al tram. Tranne i tunisini e dei pakistani, in tanti dicono che puzzano come cani. C'è chi cerca una donna, un matrimonio tarocco, perché se non si sposa se ne torna in Marocco. Ci sono i cingalesi che ti vendono le rose e non importa niente se sono uomini o spose. Attaccati al tram, attaccati al tram, attaccati al tram. Cina hanno riso male il doppio in Italia, si transichi alla golf che gli fa anche da maglia. Ci sono le miss, si tagliano il mondo, con loro noi vogliamo fare un bel giro tondo. Ma c'è chi c'è il Chador e chi c'è la Dor, Milano a Milan, ma con Roma c'è Roma. Attaccati al tram, attaccati al tram, attaccati al tram, attaccati al tram. Su c'è la Panese che sembra un bergamasco,
Vasco, titleggia alla Lega alle canzoni di Vasco. C'è pure la Romena che si sente una dea, ma so per un motivo, perché ormai è europea. Disabili lavorati, qui si vogliono infatti, a reazioni con passo, non ci servono un cazzo. Attaccati al dramma, attaccati al dramma, attaccati al dramma, attaccati al dramma. Go, go. Attaccati al dramma, attaccati al dramma, attaccati al dramma. Attaccati al dramma, attaccati al dramma, attaccati al dramma. Attaccati al tram. Radio Padania, la tua voce libera, senza filtri né censura. Radio Padania Libera.